Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Eventi del Territorio. Questa sera siamo a Val Marino, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Marco Andreolla, che è il presidente dell'Atro Loco. Ben ritrovato Marco, è un piacere averti qui con noi. Spiegaci un attimino cosa sta succedendo alle nostre spalle. Allora, qui sta succedendo che stiamo festeggiando i nostri patroni Pietro e Paolo. È il momento più importante per la comunità valmarinese, in cui è la serata clou della nostra sagra tradizionale. Praticamente la serata in cui tutti i valmarinesi si ritrovano per festeggiare il proprio patrono. E quindi mi dicevi poc'anzi a telecamere spente con un piatto tradizionale tipico del luogo. Esatto, noi qui abbiamo l'usanza di festeggiare il nostro patrono con pizza e fagioli soffregati. Praticamente pollo arrosto e fagioli soffocati con pancetta e tutto quello che ci va dietro. Quindi una delizia, ma ci sono anche altre prelibatezze, mi dicevi? Qua le prelibatezze non mancano. Dalla griglia, il formaggio, a tutto quello che ci va dietro, tutto quello che si può trovare in una sagra, qui c'è. Marco, quando sono arrivato mi hai presentato un attimo il tuo gruppo, quindi un doveroso grazie a questo fantastico gruppo senza il quale voi del direttivo non fareste niente, insomma. Assolutamente sì, anche perché sono presidente da pochi mesi e una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto fino a questo momento è stato vedere la risposta che c'è stata nei confronti di questo nuovo gruppo che si è creato e di tanti giovani e anche bambini che sono qui a darci una mano. Marco, quindi noi intanto ti ringraziamo di questo graditissimo invito, di aver accettato questa breve intervista. Fra poco andremo a mangiare anche noi, però diamo appuntamento a tutti i telespettatori per il prossimo anno a venire qui a Val Marino alla festa di San Pietro e Paolo. Assolutamente sì, prossimo anno, fine giugno a Val Marino, tutti a San Pietro e Paolo.